10 secondi sul countdown, è il momento del Gran Premio della Repubblica, edizione 2024. 8 soggetti al via, 37.400 euro di dotazione. Primo a toccare l'ala è Atic DL, autostart che inizia a muoversi. All'1 Brezza Ducras Gennaro Riccio, 2 Atic DL Pietro Gubellini, 3 Assia Luis VP dell'Annunziata, 4 Achela Palferm Antonio Di Nardo, 5 Vince Rogar Max Castaldo, 6 Eclat de Gloire Lori Garcia, 7 Achille Biellevù Enrico Bellei, 8 Dylan Dogfont Andrea Farolfi. Autostart che accelera, entra in retta per il lancio. Sono partiti con Achela Palferm e Vince Rogar i più solleciti. Si imbocca la prima piegata con Achela Palferm che difende la posizione da Vince Rogar, in corda Atic DL che prova a rientrare ad Assia Luis, poi Eclat de Gloire, quindi Brezza Ducras. I primi 200 metri sono molto svelti con Achela Palferm che respinge a spesa di un 14,1 Vince Rogar. Atic DL si è sistemato secondo in corda, la terza posizione per Assia Luis, seconda pariglia esterna per Eclat de Gloire che precede Brezza Ducras, poi Dylan Dogfond e Achille Biellevù. 29,5 i primi 400 metri di corsa, ha ripreso drasticamente in mano Antonio Di Nardo. Ovviamente Vince Rogar non è un cavallo che ama restare allo scoperto, non fa pressing, viene via allora Brezza Ducras. Prova a muovere le acque Gennaro Riccio, 600 in 45,6 di tutto comodo per Achela Palferm che guida nei confronti di Atic DL. Brezza Ducras che sotto alle tribune dal parziale scavalca un accondiscendente Vince Rogar e si porta all'esterno della leader, 59,4 con una frazione addirittura in 13,8 sotto alle tribune. Prova a muovere dall'ultima posizione Dylan Dogfont che trova un mezzo anticipo da parte di Eclat de Gloire che diventa tutto anticipo perché muove Lori Garcia al comando dopo un chilometro in 1,14,1. C'è sempre Achela Palferm con accanto Brezza Ducras, in corda Atic DL, proteso in terza corsia Eclat de Gloire. La pariglia sempre per Vince Rogar, in corda ancora Assia Luis, la retta di line 14,1, 1,28 e 2 tre quarti di miglio. È tutto in mano Achela Palferm che controlla i rivali di fuori. Brezza in quarta corsia, lo scatto di Dylan Dogfont che prova ad aggirare Eclat de Gloire, lungo la corda sempre Atic DL, poi Assia Luis, Achela Palferm che accelera, prova a guadagnare nei confronti di Dylan Dogfont che arriva a 1000 all'ora centropista. Achela Palferm in vantaggio, Dylan Dog che ci prova al largo, Achela Palferm sul palo, si difende da Dylan Dogfont al terzo Atic DL. 28,7 ad arrivare, 1,12,6. Achela Palferm ritorna al successo classico. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, i colori di Francesco Paolo Caruso. La 8 anni da Maharaja non smette di stupire, vince il Repubblica 2024. Rivediamo nelle immagini Antonio Di Nardo, chiude la briglia, comanda Achela Palferm perché sta arrivando a 100 all'ora Dylan Dogfont che però si deve arrendere al secondo posto nonostante la grande progressione finale. Al terzo è Atic DL, il successo è tutto per Achela Palferm, Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo, Francesco Paolo Caruso.